Un cordiale saluto gentili amici e amiche alla visione all'ascolto, ben ritrovati per quanto riguarda questa edizione flash del nostro audio video giornale. Un uomo di circa 57 anni è stato soccorso dal personale medico infermieristico nel pomeriggio per le lesioni da folgorazione che ha riportato negli spazi di un cantiere attivo nel territorio di Duino Auresina. L'uomo è stato preso in carico dal personale medico infermieristico e trasportato d'urgenza all'ospedale di Catinara in codice giallo, stabile e cosciente. A Mortegliano un 64enne è stato soccorso dall'equipaggio di un'ambulanza dopo essere caduto da una scala a pioli da un'altezza di circa 2,5 metri negli spazi privati di un'abitazione. È stato trasportato in codice giallo, stabile e cosciente all'ospedale di Udine dove si trova ricoverato in prognosi riservata. A Villa Santina, lungo l'ex provinciale 72, all'intersezione con via Udine, scontro tra una moto e un'auto. L'equipaggio dell'ambulanza proveniente da Tolmezzo ha preso in carica la persona che era a bordo della due ruote, che poi è stata trasportata in codice giallo all'ospedale di Tolmezzo. A Brazzacco, lungo la strada dei Colli, fuoriuscita autonoma di una vettura che è finita contro un palo. La persona all'interno è stata presa in carico dal personale medico e trasportata in codice giallo in ambulanza all'ospedale di Udine. Cause di entrambi i sinistri al vaglio delle forze dell'ordine sul posto insieme ai vigili del fuoco. Chiudiamo qui questa edizione flash, grazie come sempre per la visione all'ascolto. Ulteriori news sul nostro sito friulitv.net. Non resta che augurare a tutti voi un buon proseguimento di giornata. Ci portano più speranza, più fiducia. Uno sguardo che finalmente si alza verso il futuro. Per ricominciare con la tua attività, con la tua professione, per allargare i tuoi orizzonti, ricomincia con noi. Contatta il nostro ufficio pubblicità. È il momento giusto per ripartire insieme. Chiamaci ai nostri contatti